Sindaco, ecco, 2 Panda oggi qui a Palma di Montechiaro per la raccolta della plastica e così diciamo dare un input maggiore al progetto più ampio della raccolta differenziata. Sì, oggi è un momento importantissimo nel quale momento la società Palma Ambiente, dopo aver effettuato tutte le operazioni di rito, ha iniziato e ha deciso di iniziare con l'installazione, con questa convenzione con la società Panda, con l'installazione di 2 appositi punti di raccolta nei quali i miei concittadini potranno inserire la plastica e nell'inserimento di quella plastica ricevere poi un cosiddetto buono spesa da poter utilizzare nei negozi convenzionati della nostra città. Quindi non ci sarà più l'attesa di vedere concretizzato quello che è, diciamo, il dovere civico, ma che comunque comporta un impegno che è la differenziata, ma sarà subito ed immediato il piccolo premio che noi riceveremo come tutti i cittadini per aver rispettato l'ambiente e aver dato il nostro contributo al miglioramento della raccolta differenziata. Per il Comune non vi sono costi, così come non vi sono costi per la società in house Palma Ambiente, anzi avremo sicuramente vantaggi perché diminuirà il conferimento in discarica, ma avremo anche una compartecipazione sul ristoro che la piattaforma darà alla società Panda che ha installato questi strumenti. È un momento importante, oggi l'inaugurazione avverrà alla presenza dei bambini che poi saranno le sentinelle, credo anche nelle proprie famiglie a casa, per sollecitare il genitore a portare la plastica nelle apposite installazioni. In questo momento ne abbiamo installate 2, probabilmente ne installeremo altre e a brevissimo si partirà con la raccolta differenziata ancora più vasta con le isole ecologiche per arrivare poi al porta a porta che verrà poi studiato e presentato alla città. Oggi, come diceva, è un giorno fondamentale per la comunità di Palma di Montechiaro, quindi un obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale, dal CDA Palma Ambiente. E finalmente si installeranno queste isole ecologiche che faranno la raccolta della differenziata, principalmente la plastica. Ad oggi noi effettuavamo la raccolta differenziata per gli esercizi commerciali e con queste nuove isole ecologiche si estenderà anche per tutta la cittadinanza. I benefici che ne otterrà la cittadinanza saranno che riceveranno quindi con la raccolta differenziata, con il riciclo della plastica, un bonus da spendere nei partner affiliati e il Comune di conseguenza ne ricaverà una parte in percentuale e anche i cittadini avranno uno sgravio nella bolletta perché converremo minori quantitativi di spazzatura nelle discariche. Il Panda è un progetto che è stato voluto proprio dal CDA di Palma Ambiente e non sarà l'unico, in quanto noi stiamo ripristinando i vecchi centri di raccolta camme dove è possibile conferire sia il cartone, la plastica e il vetro. Oltre a queste 2 stiamo progettando un terzo inserimento di un Panda, il quale forse molto probabilmente lo metteremo a Marina di Palma durante la stagione estiva e poi sarà collocato in un altro punto della città. Già questa iniziativa è ben accetta da tutti i cittadini, infatti prima ancora di essere attivate chiedono moltissime informazioni in merito. Sono contenti di questa iniziativa loro, vedono che la direzione è giusta intrapresa da noi e ci auguriamo che questo sia il primo dei tanti obiettivi da raggiungere. L'altro sarà installato vicino nei pressi della stazione come quartiere e accanto precisamente alla Tomasi. Io sono Anthony Brewerton dell'azienda Panda, il gruppo ETM che ha sede in Palermo, che produce questi macchinari e che li distribuisce in tutta Italia. Quindi siamo qua per l'inaugurazione di questa macchina a Palma di Montechiaro, ne abbiamo un'altra dall'altra parte della città. Abbiamo lavorato con il signor Lo Giudice per fare questa bella convenzione con il Comune di Palma, perché pensiamo che questo tipo di isole ecologiche, che ancora sono poco diffuse in realtà in Italia, siano o comunque il futuro per iniziare questo anche plastic free che un giorno dovremmo raggiungere. Inizialmente ovviamente la cosa importante è selezionare le plastiche. Nel momento in cui le plastiche vengono selezionate è più facile poi riciclarle. Sì, ma è importante dividere le plastiche anche per tipologia, perché purtroppo le plastiche sono tantissime, abbiamo veramente tante tipologie diverse, quindi solo alcune possono essere messe insieme per poi essere portate al recupero. Al momento in cui sono tutte insieme la resa di questo riciclo è molto più bassa. Quindi siamo qui per questa bella giornata con le scuole, con una rappresentanza parte del Comune di Palma, con Francesco Lo Giudici che è lui insomma che ha attivato questa attività imprenditoriale
imprenditoriale nel settore dei rifiuti e siamo noi come azienda che stiamo alle loro spalle per dare proprio l'avvio di questa attività e ovviamente saremo sempre a sua disposizione anche del Comune per qualsiasi nuova idea e nuova cosa che si possa andare a creare sul territorio. Devo ringraziare solo a tutti per la partecipazione, che vediamo che siamo in numerosissimi. Niente, io il mio contributo sociale l'ho dato, ora spero la riuscita del progetto. Con un'iniziativa interessante, visto che sono portati anche gli alunni, educarli è importante, no? Sì, noi abbiamo già iniziato questo tipo di campagna e ora siamo ben felici di aver accolto con entusiasmo l'invito del Comune a venire qua. I ragazzi sono entusiasti, anche in classe facciamo già la raccolta differenziata e l'incentivo della plastica in questi panda, da depositare in questi panda, è una cosa bellissima alla quale parteciperemo tutti indistintamente e sensibilizzare attraverso gli alunni proprio le famiglie.